Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Aeroporto di Catania, l'Etna si placa e lo scalo riapre, ma ci vorranno delle ore per tornare alla normalità. Etna, l'INGV ha registrato un fenomeno molto raro. Nelle eruzioni iniziate il 5 luglio la lava si è riversata dentro la bocca del cratere di nord-est senza scorrere verso la valle. Giovane calciatore pestato al branco a Mondello per uno sguardo di troppo. Il padre: me lo stavano ammazzando. Caltanissetta, dalle richieste di denaro durante la sagra dell'agricoltura fino agli appalti pubblici. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino, 6 misure cautelari, tra cui il sindaco dimissionario. Mafia, a Catania messaggio con una croce recapitato alla sorella di Nitto Santapaola. A San Cristoforo svelato il murale dedicato ai 4 piccirilli uccisi 50 anni fa per volere del boss. 16 migranti, tutti minorenni, salvati da un peschereccio di Acireale. Un grande gesto di solidarietà sulle orme di Papa Leone. Così la diocesi di Acireale ha voluto ringraziare i marinai. Diventa virale sui social l'ira degli automobilisti bloccati nel traffico di Palermo. Ma quanto devono durare questi cantieri? Calcio, Catania e Allegretto vicini al rinnovo contrattuale, trattative ben avviate con il terzino Guerra del Crotone. Bentrovati. Dopo lo stop causato dalla cenere dell'Etna, l'aeroporto di Catania riprende gradualmente l'attività. Tornano i voli, ma resta il conto dei disagi per migliaia di passeggeri. Roberta Lunghi. Il nostro volo era scaturato per le 2:05 e per fortuna siamo rientrati perfettamente in orario e è svanita anche la paura, direi. Chi sorride per un volo confermato e chi resta ancora in attesa di comunicazioni delle rispettive compagnie aeree. Si è svolta così la giornata all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania dopo la comunicazione delle 10:30 della riapertura delle operazioni di volo a seguito del diminuito allarme per la cenere vulcanica emessa dall'Etna durante l'attuale eruzione, che è costato quasi 2 giorni di stop. Già questa mattina la Presidente di SAC aveva annunciato la modalità di progressivo ritorno alla normalità. Per fortuna tutti i servizi sono stati ripristinati, quindi nell'arco di qualche ora la tempistica necessaria per ripristinare completamente e riprendere le attività di volo. Il primo aereo ad atterrare dopo la riapertura è stato un volo Ryanair proveniente da Roma Fiumicino. A seguire sono arrivati. Mi ricaricano. E adesso vediamo la situazione sull'Etna. Il tremore sta rientrando e così anche l'eruzione sta per concludersi. Sentiamo il servizio di Luca Ciliberti. A quota 2900 metri il respiro del vulcano si percepisce distintamente. Da qui in alto si vede bene cosa stia accadendo. La colonna di cenere fuoriuscita dal cratere voragine si è ridotta drasticamente. È stato il protagonista di quest'ultima eruzione che prima con una colata di lava e adesso con l'attività esplosiva sta mostrando tutta la sua forza e la sua normale attività. Per gli esperti che studiano e monitorano il vulcano, in questi giorni è accaduto un fenomeno rarissimo. La lava prodotta dal cratere voragine finisce dentro la bocca del cratere di nord-est senza riempire il suo condotto e quindi, almeno per adesso, senza tapparlo. 30 anni fa è avvenuto l'esatto contrario, cioè la lava dal cratere di nord-est veniva inghiottita dalla bocca della voragine e dal suo sottostante condotto senza mai riuscire a riempire. È un fenomeno eccezionale, bellissimo, che sta in questo momento attirando la nostra attenzione, è davvero unico. L'Etna resta sempre un'attrazione irrinunciabile per i tanti turisti che anche oggi, nella speranza di vedere l'eruzione, si sono spinti fino a quota 2500 metri, dove al momento sono in vigore i divieti delle autorità. Oltre, infatti, significherebbe entrare in area rossa. Speravamo di vedere un po' di lava, però purtroppo non ci ha permesso salire, per ovvie ragioni. Si innamorano di Sicilia, di vulcano Etna, si innamorano sì. Belle. E c'è una notizia di una morte nel cantiere, tragedia nel cantiere del viadotto Acragas ad Agrigento. Un operaio di 53 anni, Gerlando Brucceri, è morto mentre era al lavoro. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore. A dare l'allarme sono stati i colleghi che lo hanno trovato riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 supportati dall'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato
inutile. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. E adesso andiamo alla brutta esperienza vissuta da un giovane calciatore che è stato picchiato con un tirapugni per uno sguardo di troppo. Il padre racconta tutto in un video: me lo stavano ammazzando. Marco Gullà. Uno sguardo di troppo e nel giro di pochi secondi scatta l'aggressione, pugni, calci e anche colpi con un tirapugni. Un giovane di 18 anni, calciatore della Parmaval, ieri è stato selvaggiamente picchiato da altri 3 coetanei nella zona dell'ex baretto a Mondello. Gli aggressori avrebbero prima provocato la vittima chiedendogli conto del suo sguardo, per poi passare rapidamente alle mani con una violenza brutale. Riceviamo la videodenuncia del padre, provato e scosso per quanto successo. Me lo stavano ammazzando. E vado da mio figlio correndo come un pazzo e trovo mio figlio tutto pieno di sangue in faccia. Scusate, con il sopracciglio spaccato, tutto sangue che ci correva, è tutto trasformato in faccia. Le conseguenze dell'impatto sono state devastanti, lasciando sul volto del ragazzo vistose e gravi fratture facciali scomposte. Aveva il tirapugni nella zampa, o nella zampa come i cani sul meghinato, nelle mani, e gli dà una cazzottata, facendoci danni facciali con zigomo, mascella e orbita. Il giovane probabilmente dovrà essere operato. Tangenti su Sagre, appalti, bufera giudiziaria sul comune di Sommatino in provincia di Caltanissetta. Tra gli arrestati c'è anche il sindaco che si è dimesso. Sentiamo Rita Cinardi. Terremoto giudiziario al comune di Sommatino. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta hanno eseguito 6 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Scacco, coordinata dalla procura nissena, che ipotizza un presunto sistema di concussioni, corruzione e appalti pilotati all'interno dell'ente. Agli arresti domiciliari sono finiti l'ex sindaco Salvatore Letizia e l'imprenditore Diego Caramazza. Per altri 4 indagati sono state disposte misure interdittive. Il giudice ha inoltre riconosciuto gravi indizi anche nei confronti dell'ex vice sindaca e dell'ex assessore al turismo per un'ipotesi di concussione senza applicare misure cautelari perché nel frattempo si erano dimessi. Secondo l'accusa, durante la sagra dell'agricoltura gli amministratori avrebbero chiesto denaro agli espositori, tra i 40 e i 150 euro al giorno, per garantire l'allaccio dell'energia elettrica, mentre in un caso un ristoratore sarebbe stato costretto a offrire pasti gratuiti. L'indagine avrebbe inoltre fatto emergere presunte tangenti per pilotare appalti pubblici, tra cui quelli per un asilo nido, il consolidamento del Costone Sant'Anna e gli interventi alla Villa Garibaldi. L'inchiesta è nata dopo l'attentato del maggio 2024 ai danni dell'allora sindaco ed è stata sviluppata con intercettazioni, videosorveglianza e attività investigative dei carabinieri. 6 anni e un mese di carcere sono stati inflitti dal Tribunale di Marsala a un giovane di 22 anni processato per produzione di materiale pedopornografico e revenge porno, e i giudici lo hanno condannato anche a pagare una multa di 25.000 euro. I fatti contestati all'accusa sono dal 2024 e la vittima, all'epoca 17enne, aveva una relazione sentimentale con l'imputato. La ragazza si è costituita parte civile. A Palermo cartoline contro il pizzo rivolte ai boss condannati per mafie scarcerati. Se tornate a chiedere il pizzo vi denunciamo, si legge su centinaia di adesivi affissi in piazza. Intanto emergono ulteriori dettagli nell'omicidio di via San Polo. Orazio Longo. Se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo. Apparsi centinaia di adesivi nel quartiere Uditore Passo di Rigano a Palermo, rivolti ai boss condannati per mafie scarcerati. La scritta, non firmata ma attribuibile ai palermitani che si ribellano al pizzo, è apparsa su centinaia di cartoline adesive affisse in piazza, sui pali della luce, nelle cabine elettriche e in altri luoghi ben visibili. Questo in un momento delicato della cronaca nera in città, pervasa dalla violenza per le strade a quella non per forza legata alla criminalità organizzata
organizzata con la tensione che corre sul filo. Non ultimo il fatto di via San Polo, dove un uomo ha ucciso il coinquilino minacciando di fare saltare l'intero palazzo con il gas. Tra le varie ipotesi, oltre a quella di dissidi di convivenza, c'è quella che il coinquilino lo avesse riconosciuto nonostante i capelli tinti di biondo. Francesco Cusumano, 38 anni, accusato di aver ucciso il 53enne Francesco Spataro, era destinatario di una sentenza di condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione, convertibile nell'affidamento in prova una volta notificata, per lesioni aggravate dopo aver picchiato un commissario all'esame di abilitazione alla professione di avvocato perché questi lo aveva bocciato. Originario di Milazzo, Cusumano, che davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere, negando le sue responsabilità sul delitto di via San Polo, si era trasferito a Palermo da poco, forse per sfuggire proprio alla condanna inflittagli dal Tribunale di Messina, facendo perdere le sue tracce. Ha preso il via il processo per la strage di Casteldaccia. Questa mattina al Tribunale di Termini Imerese l'udienza preliminare per la tragedia sul lavoro che il 6 maggio del 2024 costò la vita a 5 operai intossicati dai gas mentre eseguivano lavori in una vasca dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell'AMAP. La CGIL Palermo e la CGIL hanno depositato la richiesta di costituzione di parte civile entro luglio. E a Catania un cilindretto di carta con una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santa Paola, sorella di Nitto, lo storico capomafia morto recentemente. La donna è anche madre di Aldo Ercolano, che è in carcere ed è ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio, lo potremmo vedere anche il video, il messaggio forse di sfida è stato trovato dai condomini che hanno chiamato la polizia. A Catania, a San Cristoforo, la festa della città dei ragazzi in ricordo di 4 piccirilli uccisi dalla mafia 50 anni fa. A loro è dedicato un murale come segno di speranza per i bambini del quartiere. Giusy Lazzara. Una città dove vorrebbero vivere tutti, piccoli e grandi. A Catania, la città dei ragazzi è uno spazio aperto nel cuore di San Cristoforo, dove si gioca, si impara, si scoprono talenti a qualsiasi età. Più di 100 i bambini ogni giorno, ma anche i ragazzi del carcere minorile in prova, che sperimentano una rinascita. L'allarme criminalità giovanile lo ha lanciato la Commissione regionale antimafia, che segnala 42 piazze di spaccio solo a Catania. Il 50% dei reati dei ragazzi all'interno degli istituti minorili è legato all'uso di sostanze stupefacenti. Purtroppo la criminalità organizzata dà riconoscimento ai ragazzi. Dare ai ragazzi delle armi diverse. Le armi sono quelle della cultura, quelle della formazione. Oggi la festa in memoria dei 4 picciriddi uccisi 50 anni fa dalla mafia. A loro è dedicato il murale sulla parete del centro. E se erano tipo ancora qui, facevano un sacco di cose belle, pensavo, però poi purtroppo sono morti. Si inaugura anche il muro del piatto. Sono più di 1000 i pezzi realizzati dai bambini e adulti che hanno voluto raccontare a loro modo il quartiere. Dare un futuro diverso, delle opportunità ai bambini di questo quartiere per diventare qualcosa di meglio, appunto, magari dei loro genitori. Fitta la rete di associazioni che hanno aderito al patto educativo territoriale di sviluppo per San Cristoforo, che rappresentano un segno concreto di speranza contro la malavita. A Catania, dopo l'annuncio di 330 licenziamenti, scatta la mobilitazione in Pfizer. I sindacati chiedono le dimissioni del direttore dello stabilimento etneo ed avvertono: siamo persone e famiglie, non esuberi. Tonino De Mana. Per Pfizer i numeri sono esuberi, per noi sono persone, famiglie e futuro. Lo mettono nero su bianco i sindacati dopo l'annuncio della multinazionale del farmaco di 330 licenziamenti a Catania, ai quali si aggiungono anche altri tagli di 40 lavoratori somministrati tramite Randstad, molti dei quali impiegati nello stabilimento da circa 10 anni. Si annuncia una calda estate di mobilitazione che toglie il sonno a decine di famiglie. Giovedì è prevista un'altra assemblea dei lavoratori nello stabilimento, 8 giorni dopo si terrà un presidio davanti ai cancelli del sito della Pfizer a Catania e il 22 luglio, in occasione del tavolo ministeriale, sarà proclamato lo sciopero con manifestazioni nel capoluogo etneo e a Roma. 40 anni di sacrifici, professionalità e competenze, osservano i sindacati in una nota congiunta cancellati con una firma. Filtem CGL, FEMCA CISL, Wiltec Will, UGL Chimici e Cisal chiedono le dimissioni del direttore dello stabilimento Giuseppe Campobasso, la cui gestione degli ultimi anni avrebbe prodotto un progressivo ridimensionamento
l'abbandonamento del sito fino alla chiusura del penicillinico. Chi ha contribuito a questo fallimento industriale, conclude la nota, deve assumersene le responsabilità. E i sindacati puntano il dito anche contro il silenzio della politica. Adesso una breve pausa, tra poco. Sedici migranti, tutti minorenni, sono stati salvati da un peschereccio di Acireale, un grande gesto di solidarietà sulle orme di Papa Leone. Così la diocesi di Acireale ha voluto ringraziare i marinai. Orazio Longo. Eccole le immagini del salvataggio. Sono 16, sono migranti e sono tutti minorenni. Sono stati tratti in salvo dal peschereccio Mattias di Acireale, che durante una battuta di pesca nelle acque al largo di Malta ha prestato il primo soccorso all'imbarcazione in difficoltà, rimanendo sul posto fino all'arrivo della Guardia Costiera. Un gesto che conferma il profondo senso di responsabilità e di solidarietà che da sempre caratterizza la gente di mare di Santa Maria la Scala, sottolineano dalla diocesi. Lo scorso 4 luglio Papa Leone a Lampedusa, nel suo celebre discorso attraverso la parabola del buon samaritano, in modo particolare i 2 verbi vide ed ebbe compassione, ha richiamato la cristianità ad aprire il proprio cuore. Così i pescatori di Santa Maria la Scala hanno mostrato un tratto di grande apertura d'animo, prestando soccorso a questi migranti che attraversavano il mare ed erano in pericolo di vita. Il peschereccio in mare da aprile rientrerà in Sicilia alla fine di agosto. Un gesto prima di tutto umano, oltre che marittimo. La gente di mare solitamente tende ad aiutarsi quando più possibile, quindi come dire, è un gesto normale, ecco. Palermo strozzata dai cantieri, diventa virale l'ira degli automobilisti rimasti in coda per ore. Marco Gullà. Io voglio sapere solo una cosa, all'amministrazione, a tutto quello che stanno facendo, ma quanto deve durare sto cantiere ancora? Qui siamo in via Ernesto Basile a Palermo e quello che avete appena ascoltato è lo sfogo di un automobilista bloccato nel traffico cittadino. Una situazione che in questi giorni riguarda molti. Ai disagi lungo questa strada si aggiungono i cantieri aperti a Piazza Indipendenza e sul Ponte Corleone, 2 snodi fondamentali della viabilità cittadina. Lavori necessari, soprattutto quelli sul ponte più discusso di Palermo, destinati a consentirne il raddoppio e in futuro a rendere più scorrevole il traffico. Ma per il momento la situazione è quella che vedete. Qui siamo sul Ponte Corleone, anche mezz'ora per percorrere alcune centinaia di metri, traffico congestionato. Ore trascorse in coda con automobilisti costretti ad armarsi di pazienza. Succede anche a Piazza Indipendenza, dove sono in corso interventi sulla rete elettrica. Noi palermitani vogliamo soltanto sapere la data di scadenza di di bordello. Purtroppo no, perché i cantieri si sa quando iniziano, ma mai quando finiscono. E allora il consiglio è uno solo: tanta pazienza, aria condizionata accesa e una buona colonna sonora per rendere l'attesa un po' più sopportabile. Adesso ancora una breve pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, è vicino al rinnovo contrattuale con il Catania il difensore Allegretto, trattativa ben avviata anche con il terzino Guerra del Crotone. Sergio Colosi. Il difensore Andrea Allegretto, 25 anni, appena svincolato e prossimo alla firma del contratto, rimarrà a Catania. L'accordo è già stato raggiunto grazie alla duplice volontà del ragazzo di vestire ancora la maglia rossa-azzurra e della società di continuare ad assicurarsi nel reparto arretrato un'alternativa valida e giovane, quindi in linea con la nuova politica del club. È stato trasferito a Catania nel gennaio del 2025 dal Picerno, dopo una promozione dalla Serie D e 3 campionati in C. Tanta voglia di tornare in campo anche da parte di Matteo Di Gennaro, messo KO da un lungo infortunio e ora pronto a riprendersi il suo posto. Sempre in tema di difensori aumenta la concorrenza per il catanese di Biancavilla Jonathan Spedalieri, 24 anni, nell'ultimo biennio 71 presenze e 6 gol con il Renate. Prestazioni che hanno suscitato l'interesse, oltre che del club di Pelligra, di Bari, Carrarese e Vicenze negli ultimi giorni
dello Spezia di Angelozzi. La volontà di Spedalieri di vestire il rossaazzurro potrebbe fare la differenza. A buon punto la trattativa con il terzino Walter Guerra, uomo di Longo che l'ha avuto sia a Crotone che a Picerno. Guerra quest'anno ha disputato 23 partite in Calabria, dopo 6 campionati in Lucania, dove è stato compagno di squadra di Allegretto. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.